Due giornate a Bivona in occasione della 29esima Sagra della Pesca a Bivona, e a farla da padrona è proprio questo frutto, un frutto amato ed apprezzato che da quest'anno ha ottenuto un riconoscimento importante, l'IGP, Indicazione Geografica Protetta. Un momento importante, un momento di intrattenimento che ha avuto sicuramente un successo di pubblico. Credo che sia assolutamente positivo, oggi ci giochiamo questa partita in più, i mercati ormai globalizzati impongono la caratterizzazione del prodotto, ci siamo arrivati dopo anni e anni di lavoro, ci siamo arrivati in un rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale, con la consortile, con le organizzazioni di categoria, con gli assessori all'agricoltura regionali che sono ceduti nel tempo. Ovviamente in tutto questo le relazioni con il Dipartimento dell'Agricoltura nella persona del direttore generale Labarresi consente oggi di valorizzare non una produzione bivonese, ma la produzione di Bivona, Alessandria della Rocca, parte del territorio di Palazzo Adriano, Lucca, Villafranca, cioè tutta l'Alto Magazzolo e tutta l'area dei Montesicani. Adesso a cosa si punta? Quali sono le ambizioni per il futuro? Ma puntiamo ora a avviare tutto quello che è previsto nel disciplinare, quindi dobbiamo ora, secondo le disposizioni europee, costituire una nuova società consortile a cui io mi auguro di affidare il prossimo anno tutta l'organizzazione e la promozione dell'IGP. Quindi diciamo, puntiamo ad avere un autogoverno degli agricoltori che devono diventare gli unici e veri protagonisti della produzione della pesca a Bivona, che è l'asse portante dell'economia di un territorio. Ovviamente puntiamo anche a che attraverso la nuova programmazione 2014-2020 si possa in qualche modo avere produzione dei derivati, penso alle pesche sciroppate, penso alla marmellata, utilizzando quello che ora in termini moderni ed economici si chiama brand, che è il territorio, che è l'area del Parco dei Montesicani, che è un marchio IGP. Un giudizio sulla pesca di Bivona? Si dice in giro che è la più buona. E secondo lei lo è? In assoluto. Perché? Quali sono le caratteristiche? La pesca di Bivona è la migliore perché è la pesca bianca, la polpa bianca, cioè il clima che c'è a Bivona non c'è da nessun'altra parte per la pesca. È un buon momento sicuramente per il paese, di aggregazione. La pesca però è un momento d'orgoglio per voi? Una buona cosa per l'agricoltura, per chi ci lavora, per chi deve sopravvivere e vivere di questo prodotto. La pesca di Bivona soprattutto, saporita, colore e anche la pasta è bella. La pasta bianca, stupenda.